Giorno è convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. In diretta, in contemporanea, in simultanea, quando sono già scoccate le 12.44, in diretta con Radio Libertà, con Che giorno è. Più tardi comincerà anche il Oltre la pagina, 12.44, secondo la commissione interna siamo a 24,7 gradi sopra i centigradi, sopra il livello sopra lo zero. Siamo vi dico subito anche le temperature esterne. Intanto vi dico anche io e Francesco magnificamente sulla tolla di comando in regia tecnica siamo sospesi a 137 metri, punto 6 sopra il livello del mare. L'abbraccio come sempre forte 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 la signora Carmela, la signora Adriana Angela e la signora Clotilde. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche, ve lo garantisco, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi si abbona alla Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate, mi raccomando. Gli altri supporti per seguirci? Allora, la Radio DAB, assolutamente. Poi le applicazioni iOS e Android, che vi permettono di seguirci ovunque voi siate sulla crosta terrestre con i vostri telefonini. E poi ancora Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Twitch, il social di ultima generazione, il sito radiolibertà.net, il profilo Facebook, indispensabile per orientarvi attraverso le nostre programmazioni, dove ogni notte che il cielo manda in terra troverete le sinossi delle interviste che poi ascolterete durante oltre la pagina, ovviamente. E poi YouTube che è un po' a targhe alterne. E infine vi ricordo 13,3 gradi centigradi le temperature esterne, 46% l'umidità, 1020,6 millibar la pressione. Allora, i numeri, non i numeri dell'otto, ma i numeri per intervenire. Dunque, la diretta telefonica a questo numero, sempre lo stesso ormai da un paio d'anni abbondanti, 0292 94 7222. Invece il WhatsApp è 340 670 9659. Quindi qualora foste interessati potete intervenire quando volete. Allora, Enrico, ho un dispositivo mobile Android da Play Store, non trovo però la specifica app della radio da scaricare. Come procedere? Enrico, questo confesso che io ho l'iPhone, ho l'iPhone, ma non mi sembra che non sia, basta cercare Radio Libertà, per quello che mi risulta dovrebbe essere disponibile. Enrico, grazie per l'interessamento. Poi casomai dopo ci appelliamo anche al nostro Vincent, che un po' sovrintende a tutti questi lavori. Provi a cercare di nuovo Radio Libertà. Io so che però come iPhone ma già a suo tempo l'ho trovata con facilità.
Va bene, allora vediamo l'Anse cosa ci dice. Nuovo crollo delle borse in fumo, 890 miliardi in 3 ore in Europa. Insomma, si parla più o meno indirettamente di Donald Trump. Lo faremo anche noi con Corrado Cone durante Oltre la pagina, perché c'è individuato. C'è una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, Pierluigi, ciao. Ascolta, volevo dirvi una cosa riguardo al decreto sicurezza. Prego. Allora, io in Italia sono troppo buoni. Allora, la delinquenza è dilagante, no? Lo sappiamo benissimo ogni giorno, cioè, ci prendono anche per il sedere perché vedi Maranza, cioè, questi vogliono comandare, no? Scusa, io ti porto un esempio. In Russia, quando uno studente aggredisce un professore o lo prende in giro, arrivano le forze dell'ordine, lo prendono, lo pelano a zero e lo mandano in Siberia a lavorare. Tu non credi che attuando queste operazioni qui in Italia sparirebbero un po' di islamici terroristi e Maranza, vari, Bulli, eccetera? Perché se riapriamo le miniere che sono chiuse, perché un tempo le hanno chiuse perché i costi erano molto alti, ne abbiamo tante sull'isola d'Elba, Sardegna, Sicilia. Riapriamo le miniere, facciamo andare questi belli imbusti a lavorare, avremmo metallo gratis per le nostre aziende, così non lo devono importare con i dazi e vari, eccetera. E poi svuoteremmo le carceri perché lì ci vanno apposta, perché lì c'è vitto e alloggio gratuito, no? Quindi lo fanno anche apposta perché qui, grazie alla sinistra e ai giudici corrotti, cioè la delinquenza ormai è legalizzata. Cosa ne pensi? Grazie. Mi viene in mente questo, l'effetto deterrente, perché si dice che l'inasprimento delle pene non causa la pena di morte negli Stati Uniti non ha provocato la diminuzione degli omicidi. Ma come dicevano i latini, che non a caso ci hanno dominato anche qui in Padania, in medio stat virtus. Mi viene in mente questa fotografia. A un certo punto ci sono stati, non neanche tanti, avete presente Ultima Generazione, quello che facevano con i monumenti, li lordavano, li sporcavano, tutto a spese nostre. Non so dove, forse qui a Milano, proprio 250.000 euro a spese della comunità perché loro hanno fatto quello che hanno fatto, no? Gli buttavano queste sostanze che non venivano via, non era facile pulirle. Hanno fatto 2 processi. Uno è stato condannato, uno di questi è stato condannato credo a 65.000 euro più tot di immagino non in galera, ma comunque come condanna, eccetera. Poverino si è messo a frignare perché ha detto: "Ma io dovevo andare in America quest'estate", però so una cosa, che non hanno più danneggiato i monumenti. Da quel punto di vista sono passati prima all'animalismo e adesso se la prendono con gli chef pluristellati. Quindi sì, sono concorde. Basta che una pena venga applicata, credo proprio funzioni per i reati, diciamo, non quelli più gravi, non l'omicidio, lì penso che si arrivi a una situazione estrema, ma magari anche il furto, che non è un reato meno grave, per carità, penso che possa avere il suo effetto deterrenza, è quello di condannare e applicare la condanna. Con l'Ultima Generazione è andata così. Vabbè, poi ognuno è quello che penso io sul momento, poi ognuno può dire può avere la propria ricostruzione. Direi che il weekend passato è stata una bella immagine a livello politico nazionale, il congresso della Lega, tutta tranquillità di fronte ai media. Abbiamo dimostrato senza isteria come si trattano i problemi con la Meloni, in presenza Maschi in collegamento, Marco da Cassano Magnago. Assolutamente direi che il congresso è filato via liscio come l'olio. Allora, dicevo che parleremo di
proprio di Donald Trump con Corrado Cone, perché Corrado Cone ha individuato una, una linea di Trump. Ripeto, si può essere concordi o non concordi. La Lega è concorde con Trump, la maggior parte di voi è concorde con Trump, ci sono anche quelli che diciamo non sono di questa linea, ma quello che interessa è capire come si sta muovendo, al di fuori anche dei dazi. Ci sono due date, il 20 gennaio e il 2 aprile, che inquadrano quello che Trump sta cercando di creare negli Stati Uniti, il sogno americano. Perché il 20 gennaio ci sono i ricconi, i ricastri, Bezos, non solo Musk, ma Bezos, Zuckerberg, bastano questi, Peter Thiel. Ecco, questi non sono ricconi qualunque, sono ricastri che sono diventati tali con il loro ingegno, perché hanno avuto più capacità degli altri, perché si sono inventati delle cose che prima non c'erano, e quindi sono dei figure che vanno in avanscoperta, no? Figure che sono davanti alle altre. Il 2 aprile, quando ho fatto il Liberation Day, cioè quando ho dato via libera ai dazi, aveva gli operai e uno di loro in pensione ha pure parlato. Ecco, secondo la ricostruzione di Corrado Cone, Trump vuole proprio ricostruire il sogno americano, vuole dare questa immagine, perché anche Zuckerberg, Musk, mi risulta anche Bezos, sono personaggi che sono partiti da zero. Curiosamente Trump è quello che è figlio di miliardari, loro sono persone che sono partite, se non da zero quasi. Quindi il sogno americano, cioè il sogno di avere l'opportunità di andare lontano con la propria volontà, con le proprie qualità. Quindi al di là di quello che si può dire di Donald Trump, l'idea di ricostruire un sogno che è molto lontano da quello woke, no? Perché dice il nostro Corrado Cone, anche l'immigrato negli Stati Uniti sono terra di immigrazione dove le persone cercano la loro opportunità, ma con la woke culture c'è una mentalità sindacalista, nel senso fatta solo di rivendicazioni, non di voglia di farcela, voglia di riscattarsi, voglia di riuscire. E quindi necessariamente si arriva a pensare a una società che va nel degrado, una società di capricciosi, una società fatta di persone che rivendicano ma non danno nulla. E che dove va una società di questo tipo? Insomma, al di là, nessuno vuole essere moralista, ma non è così che funzionano le cose, secondo me. E questo e di ciò ne parleremo con Corrado Cone. Mentre poi, sempre in Oltre la pagina con Francesco Musacchio, parleremo di un'Europa che in questi anni ha visto le infrastrutture sotto attacco. Si parla tanto di riarma, ma intanto abbiamo cominciato già nel 2022 con i gasdotti Nord Stream 1 e 2, e non ha, anche lì l'informazione, noi un po' ne abbiamo parlato qui, ma è passato poco, ma lì signori, è stato danneggiato, l'Europa è stata danneggiata in maniera enorme, perché erano i gasdotti che permettevano ai paesi europei di approvvigionarsi di energia dalla Russia, sono stati fatti saltare praticamente, e nessuno ha indagato, nessuno ha detto nulla, nessuno ha gridato lo scandalo, anche se lo scandalo c'era tutto. Poi c'è stato l'attacco alle ferrovie della Polonia, un attacco informatico che l'ha bloccate per lungo tempo, poi l'incendio a Vilnius in Lituania, il magazzino Ikea, cioè simbolo di un hub economico, e poi l'ultimo che ha suscitato preoccupazioni, il drone che ha sorvolato il GRC, Joint Research Center, a Ispra sul Lago Maggiore. Allora,
tutto questo messo insieme, unendo i puntini, dall'idea di un attacco che punta alla destabilizzazione. Quindi mentre a Bruxelles parlano di riarm, in realtà l'Europa in qualche modo è sotto attacco, ma non si tratta chiaramente di guerra convenzionale. La guerra convenzionale non c'entra una mazza, se posso dirlo. Si parla casomai di guerra ibrida, e quindi quello che deve fare l'Europa, qualcosa è già stato fatto, qualcosa si sta facendo, bisogna dirlo. Lo spiega molto bene eh, Francesca in offcs.report, di cui lei è direttore, e ne parleremo. C'è un'altra telefonata, vediamo, abbiamo gli ultimi spicci di secondo. Pronto? Perfetto, buongiorno signor Pellegrini di Zeta. Allora, le forze dell'ordine, signor Pellegrini, vanno tutelate secondo me, così come i medici e gli infermieri. Metterli sempre sotto accusa, a prescindere, è sbagliato, ci sono casi e casi secondo me. Se chi indossa una divisa fa degli abusi è giusto punirli, ma non facciamone, dico io, di tutta l'erba un fascio. Nei prossimi giorni il governo emetterà un decreto legge sulla tutela legale degli agenti di servizio. Non è uno scudo penale, ma una maggiore attenzione nei confronti del personale delle forze dell'ordine, che va ricordato, signor Pellegrini, spesso mettono a rischio la propria vita per salvare la nostra. Tutto qua, la saluto e buona giornata. Grazie all'ascoltatrice. Ore 13, stop. Ci risentiamo tra pochi minuti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Dal produttore al consumatore, Sicurbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni, e oggi ti presenta Dialogos, l'unico antifurto senza fili che ti permette di rimanere in casa d'allarme inserito e a finestre aperte. Sicurbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos, e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
luce. Oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. E entriamo con la tosse, con sorella tosse, come direbbe Francesco nel Cantico dei Cantici. Allora, intanto saluto Sveva meravigliosamente sulla tolda di comando in questo avvicendamento con Francesco e vi comunico che le linee sono sempre aperte, sia quelle telefoniche che quelle del WhatsApp. Qui c'è un messaggio, caro Giorgetti, mediatore del congresso, cosa dici se togliamo un poco di trattenute dalle pensioni? Non vi sembrano troppo forti? Attendevo parere anche dal congresso, ma di questo e di altro di concreto non si doveva parlare nella mini riunione elegiaca. Te l'ho già detto sabato, Maurizio, che non ho mai visto congressi, forse i primi che ho visto, il primo congresso nazionale del Friuli, il che ho visto io, era il 97-98, e poi il congresso era credo il 98 quando si preannunciavano sfracelli perché Comencini era uscito dalla Lega, Comencini, il segretario della Liga Veneta, era uscito dalla Lega e si pronunciavano sfracelli che non avvennero. I congressi sono risultanti, sono l'atto finale di lavori che vengono svolti precedentemente. Per me sarebbe sbagliato pensare che aspettarsi che se c'è qualche bubbone, se c'è qualche asperità, spunti, emerga in un momento cruciale, in un momento definitivo più che cruciale come quello del congresso. Il congresso è un lavoro finale. Io la vedo così, quindi almeno mi permetto di dare questa risposta che non vuole essere, diciamo, io non ho il compito di giudicare né di valutare, però quando mi si dice no, ma il congresso è filato tutto liscio, cosa ti aspetti che succeda? Cioè, adesso onestamente, Maurizio, penso tu sia addirittura più vecchio di me. Cosa ti aspetti a un congresso? Cosa puoi aspettarti? Puoi aspettarti che esploda tutto al congresso, no? Se esplode qualcosa, esplode prima. Il congresso è il momento della quadratura del cerchio, per me. E direi che è andato tutto bene e secondo me è stato anche molto sorprendente l'intervento di Musk. Mi ha sorpreso personalmente, intanto perché non pensavo intervenisse, perché tutto sommato comunque è un congresso di partito, quindi per quanto la Lega, partito di governo, eccetera, eccetera, invece è intervenuto. E poi mi ha sorpreso perché non ha nulla a che vedere con il pazzoide che viene descritto anche dai, diciamo, anche dai media non ostili, viene un geniaccio, no? E invece la sua esposizione sulla libertà di parola, sul terrorismo, ieri hanno detto show di Musk sta cippa. Musk ha parlato con grande misura, gli hanno detto, lo hanno rimproverato i media di sinistra perché ha parlato di massacri terroristici, eccetera. Sì, in effetti ha sbagliato Musk. Cosa ha sbagliato? Il calendario. Perché li abbiamo avuti, li abbiamo visti. Nizza, il Bataclan, Charlie Hebdo. Quanti morti ci sono stati? E chi li ha uccisi? Il terrorismo islamico. Islam è una religione di pace, però. Quindi, cioè, guardate che la strage di Nizza è impressionante, è stato qualcosa di impressionante, ma neanche l'ETA basca o l'IRA irlandese o le Brigate Rosse si è arrivati a quei livelli. È stato qualcosa di, è stato un massacro bellico, da guerra.
e però ce l'hanno fatta ingoiare, ce l'hanno fatta: "No, Islam è religione di pace, no ma" vi ricordate? "No, ma è un pazzo, un pazzo terrorista", sì, pazzo sì, ma terrorista islamico, fondamentalista islamico. Quindi Trump si è sbagliato è perché ha preannunciato per il futuro quello che purtroppo abbiamo vissuto in un passato tutto sommato ancora recente. Per il resto mi sembra sulla libertà di parola, sul tutto quello che ha detto, mi sembra sia stato esposto con una lucidità sicuramente da persona, che viaggia su altri livelli, veramente che come cervello, e però anche con grande misura di equilibrio. Vabbè, questo basta perché sennò sembra veramente. Anch'io ho partecipato a molti congressi, forse hai ragione, ma neanche prima si parlava con tempismo. Grazie dell'attenzione. No, grazie a te della tua attenzione, Maurizio. Che è comunque il Cantico dei Cantici si riferisce. Sì, scusa, mamma mia. Siete implacabili. Questa deve essere la professoressa di latino che mi aveva beccato in fallo per una citazione in latino sbagliata. Paola, ti adoro, ti adoro. Sì, ma fai bene a correggermi perché il Cantico delle Creature, io ho detto il Cantico dei Cantici, sei bella! È bellissimo il Cantico dei Cantici, c'è la parte proprio dedicata all'innamorata che è fantastico, ma non c'entra niente con il Cantico delle Creature. Ho fatto una topica, ho commesso una topica, allora sapete cosa faccio? Vado con cioè, è stimolante avere ascoltatori come Paola, perché con molta gentilezza, garbo, tatto ed educazione, c'è anche Carlina che fa lo stesso lavoro. Se sbagli ti correggono, ma non lo fanno come certi che ti correggono per farti sentire un incapace, vogliono umiliarti. Ci sono certi ascoltatori che ti correggono per umiliarti e quelli non mi piacciono. Invece ci sono altri come Paola e Carlina che ti correggono proprio per proteggerti, perché un errore non va bene, se tu commetti un errore fai un passo indietro. E io adoro Paola e Carlina, vi ringrazio e correggetemi pure perché di sbagli, di sbagli qui non, sicuramente gli errori, ahimè, non mancano da questa banda. Allora facciamo così, che almeno sono sicuro di non sbagliare. Passiamo ai genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del 18° giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano. E allora 30 d.C., data della morte di Gesù secondo il Vangelo di Giovanni. Poi abbiamo nel 1167, 7 aprile, a Pontide i delegati delle città di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Ferrara si riuniscono e fondano la Lega Lombarda per contrastare Federico di Hohenstaufen, detto il Barbarossa. Quindi per i leghisti è una data particolarmente importante. E poi nel 1969 il 7 aprile 1969 è fissata come data simbolica della nascita di Internet, nata come parte del più generale progetto ARPANET. E poi anche, quella non ce n'è mai abbastanza, la giornata mondiale della salute. Oibò. Buona salute a tutti. Che da ragazzo mi avevano insegnato che non si dice salve, che salve è troppo confidenziale, si dice buongiorno, buonasera, non si dice ciao, lo si dice alle persone con le quali si ha confidenza, e salve. Poi ho scoperto che salve vuol dire salute praticamente, e quindi è il più bel saluto che si possa fare, però mi è stato insegnato così. Allora, che poi alla fine, adesso che ho una certa età, ho scoperto che noi poveracci, noi proletariato, noi popolo, abbiamo ricevuto una educazione di un certo tipo. Quindi, mentre vedo che
anche i miei coetanei, eccetera, borghesi, laureati, loro quell'educazione lì col cazzo. No, noi del popolo abbiamo fatto i militari e loro no. E poi noi abbiamo avuto una certa educazione e loro no. Per esempio, a me insegnavano, Pierluigi, non mangiare con la bocca aperta. E vedo i miei coetanei, anche borghesi, benestanti, eccetera, che mangiano, addirittura gli si accorcia il naso, hanno gli occhi che gli schizzano dalle orbite, gli sputazzi che gli escono. Ma cazzo, siete laureati, siete borghesi, avreste dovuto ricevere la stessa educazione che ho ricevuto io. Oppure quando parlano con la bocca piena. Pierluigi, non devi parlare con la bocca piena. E questi borghesi drin, 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 sono orrendi. Quindi mi sa che l'educazione è stato solo un mezzo per reprimere noi popolo. A noi del popolo ci hanno repressi con l'educazione e i ricchi fanno quello che vogliono. E questo è un discorso comunista. Ma siccome la maggior parte di noi è popolo come me, siete popolo come me, ditemi se voi non avete ricevuto le regole proprio dell'educazione, le regole basilari dell'educazione, della buona educazione, e però se andate a vedere i ricchi, i figli dei ricchi, non si comportano come ci comportiamo noi, se ne sbattono i coglioni, fanno quel cazzo che vogliono. Non si soffiano il naso, e soffiatevi sto cazzo di naso invece di tirare su, mamma che schifo, e loro lo fanno. Noi invece proletari invece rispettiamo tutte le regole. Che fregatura. Fra diavolo, il genetriaco Michele Arcangelo Pezza, che sveva e diciamo potresti avere del sangue di Fra diavolo, perché di intra latina, hai capito? No, tu non sei di Latina, Frosinone, tanto lontano Latina. Ah, ma... Beh, vedi, l'ignoranza cosa ti fa? Ma non è Ciociaria, Latina e Frosinone. Ma dov'è che... Eh? Latina non è... E Latina cos'è? Va bene, Charles Fourier, un proto-socialista che ideò il Phalansterio. Il Phalansterio era pensato alla fine del Settecento, primi Ottocento, un edificio all'interno del quale si svolgeva tutta l'attività umana, quindi in quell'edificio c'era l'abitazione, c'era il lavoro, c'era l'ospedale, c'era la caserma, c'erano i negozi, c'era tutto. Quindi edificio è anche un termine abbastanza riduttivo e dà proprio l'idea del socialismo, se posso dirlo con rispetto parlando. Poi un grande pittore, divisionista, io lo amo alla follia, Gino Severini, davvero un grande. Poi l'avete capito dalla canzone che è stata messa, dal brano che è stato messo alle 13, Billie Holiday, che si chiamava Eleanor Fagan. A volte è meglio perdere che vincere una battaglia. Davvero una interprete favolosa e straordinaria. Poi magari lo sentirete anche nel corso della trasmissione, Ravi Shankar, il suo sitar, un compositore musicista indiano che io amo moltissimo. Poi abbiamo il regista cinematografico Alan J. Pakula, Tutti gli uomini del presidente, dai tanti film celebri che ha firmato. Un altro regista famoso per Rambo, Ted Kotcheff, che ha detto sono un regista difficile. E poi guarda un po', il 7 aprile è anche la data di un grande federalista, autonomista, un galantuomo, un intellettuale che ci ha lasciato qualche anno fa, che però qui in radio, noi leghisti della prima ora, anche della seconda, abbiamo stimato e apprezzato moltissimo, Ettore Adalberto Albertoni, che è stato anche presidente del Consiglio regionale e del quale ho un ricordo veramente particolarmente piacevole, perché sì, un aneddoto che condivido. Sono già passati, era il febbraio del 2004, per l'associazione
culturale liberale libertaria Carlo Cattaneo di Pordenone aveva organizzato un convegno per presentare un saggio sulle macro regioni, sulle regioni, macro regioni in chiave europea. Quindi era un saggio che raccoglieva interventi di vario tipo, di esponenti della politica e della cultura, e con l'aiuto, mi ricordo, anche chiaramente della Lega. Le cose andarono benissimo, funzionavano veramente, la sala era piena, il libro molti lo comprarono, eccetera, e io ero molto soddisfatto, me ne stavo lì tranquillo. In parte a un certo punto i lavori di chiusura, la parola lettore ad Alberto Bertoni, lui con il suo R-Moscia e congratulazioni anche al dottor Pellegrin per la riuscita. Io mi sono diventato rosso, però è uno dei complimenti più belli è uno dei complimenti che porto con me, perché non me l'aspettavo e mi ha fatto. Io poi non avevo confidenza con ci siamo sentiti, l'avevo anche intervistato sul tempo per La Padania, il quotidiano, eccetera, ma non avevo confidenza, e sentirmi fare i complimenti da uno come lui è stato un bellissimo momento. È uno dei momenti più belli che mi porterò con me. Quando finirò nella tomba, come tutti, memento mori, non pensate di essere immortali voi altri, tutti lì siete lì che siete sicuri, no, no. Comunque, ed era uno studioso di Miglio, di Cattaneo, purtroppo insomma con lui abbiamo perso una figura molto importante in chiave di federalismo, di cultura federalista. Un grande regista come Francis Ford Coppola, che ha detto Apocalypse Now non è un film sul Vietnam, è il Vietnam. 14 nomination, 5 Oscar. Florian Schneider dei Kraftwerk, e poi Pietro Anastasi, che è stato nell'Inter, è stato nella Juve, è giocatore soprattutto della Juve, ma anche dell'Inter. È stato, è stato anche triste, lui è scomparso 5 anni fa. È stato campione d'Europa nel 1968, e la FIGC, insomma la Lega Calcio, non ha pensato di fare un minuto di silenzio dopo la sua morte. Abbastanza schifosi, devo dire, e non è neanche la prima volta. John Oates, Warren and Oates, e lui ha la mamma salernitana, pensate un po'. Poi Luigi De Agostini, un altro calciatore che ha giocato con l'Udinese, con la Juventus e anche con l'Inter. Poi Russell Crowe, forza e onore, 3 nomination e un Oscar. E poi Nicola Fasani, Faso di Elio Le Storie Tese, e lo abbiamo anche sentito sabato in diretta il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Allora adesso direi di mettere un brano musicale e poi rientriamo con i sondaggiati.
Eccoci. Chiedo scusa, oggi evidentemente è una giornata, tra l'altro oggi fa anche un po' freschetto per essere già il 7 di aprile, quindi forse sarà quello. Andiamo ai genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. EMG, il realizzatore, committente Rai. Abbiamo uhm, abbiamo "Ha paura dei dazi imposti da Trump? Sì, 68%, no, il 22". Ah, questo è proprio un sondaggio, ehm, leggero, leggero. Secondo lei l'Europa agli eventuali dazi di Trump deve rispondere unitariamente o singolarmente, stato per stato? Unitariamente per il 60%, singolarmente stato per stato 30%, non sa il 10%. Secondo lei Donald Trump fa sul serio o usa i dazi solo per trattare? Fa sul serio per il 51%, o vuole solo trattare il 40%? Non sa il 9%. Togliamo se c'era la condivisione la togliamo, se non c'era la togliamo lo stesso. E poi il secondo e ultimo, rilevamento statistico, il sondaggetto della giornata. Tecne, committente agenzia Dire. C'è qualcosa che non va nella voce, Sveva. Chiedo scusa a tutti, non so cosa sia, c'è qualcosa, ho qualcosa che non va nella voce, non mi esce, non mi fluisce. Chiedo scusa a voi, per fortuna poi abbiamo gli ospiti che parleranno. Allora, il borsino dei partiti: Fratelli d'Italia 29,7, il PD 22,3, Forza Italia 11,5, 5 Stelle 11,3, Lega 8,3, Verdi e Sinistra 6, Azione Calenda 2,9, Italia Viva, Renzi 2,1. I leaders, il borsino dei leaders: Meloni 46, Tajani 39,3, Elly Schlein 30,4, Conte 30, Matteo Salvini 26,5, Emma Bonino 20,3, Calenda 19, Bonelli 16, Frattoianni 15,7, Matteo Renzi ultimo in fondo 14,2. La fiducia nel governo: ha fiducia il 41,8%, non ha fiducia il 50,4%, non sa il 7,8%. Togliamo la, condivision, e 13:30, guarda, ho problemi con la voce, ma non ne ho con l'orologio, perché oggi sono puntuale. 10 minuti con Corrado Cone. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Eccoci in simultanea con voi quando sono scoccate le 13:34 e parliamo del blocco sociale a cui fa riferimento Donald Trump nel suo Liberation Day, quello del 2 aprile, il giorno della liberazione, il giorno dei dazi, 5 giorni fa, ma anche il 20 di gennaio, l'inauguration, se si può dire così, day, e ha colto il nostro ospite, anche nei suoi articoli su Libero, lo ha esposto, qualcosa che è più di un dettaglio. Il 20 di gennaio ci sono i Super Siuri, come per dire all'Alan Ford, al gruppo TNT, i ricastri, che poi sono ricchi un po' particolari, perché è veramente gente che si è fatta da sé, possono esserci simpatici o antipatici, ma sono curiosamente Donald Trump, che è un ereditiero, Zuckerberg, Bezos, Musk, è veramente gente che se l'ha fatta con le proprie mani, e il 2 aprile invece con gli operai. E quindi il sogno americano, in una parola sola, in un'espressione sola, il sogno americano. Ne parliamo con Corrado Ocone di Libero. Bentornato ai nostri microfoni, grazie per essere qui, dottor Ocone. Eccomi qui, buongiorno. Allora, partiamo da lei anche, chiedo scusa, qualche problema di voce oggi, ma allora, lei ha fatto un'analisi, lo specifica anche nel suo articolo. Si può essere d'accordo o contrari con Trump, ma questo è quello che si legge se vince da quello che sta facendo. Ricostruire il sogno americano. Direi che possiamo partire da qui, mettere insieme sia i ricchi che la classe la working class. Sì, io sostanzialmente mi ponevo due domande un po' marxiste, nel senso che diciamo i marxisti si ponevano sempre la domanda qual era il blocco sociale di riferimento diciamo di un determinato partito, movimento politico, uomo politico, e qual è l'ideologia di riferimento. Allora, per quanto riguarda il blocco sociale, appunto partivo da queste due istantanee che anche lei ha citato, che suonano abbastanza contraddittorio ad uno sguardo superficiale, perché una volta alla Casa Bianca Trump porta tutto il mondo dell'industria tecnologica più all'avanguardia, tutti i capi delle big tech che sono anche gli uomini più ricchi del mondo, dall'altra porta invece gli operai metalmeccanici e non solo metalmeccanici, diciamo, che sono stati vessati dalla crisi e che hanno perso tutti quei privilegi che da classe media che prima avevano. Quindi due istantanee contraddittorie, ma probabilmente non c'è contraddizione, perché Trump sostanzialmente è stato votato e vuole rispondere alle esigenze degli uni e degli altri. Queste esigenze sono sostanzialmente combattere da una parte l'impoverimento della classe media americana, che è stata causata dai processi cosiddetti della globalizzazione, perché oggi le auto, le componenti dell'auto si producono in Asia, fuori dall'America, dove non ci sono controlli sul lavoro, i prezzi sono molto inferiori e quindi la classe media ha visto chiudere le proprie fabbriche e comunque peggiorare di molto la propria situazione economica. E dall'altro invece vuole parlare
al mondo delle imprese all'avanguardia, perché sostanzialmente oggi la competizione mondiale si gioca come sempre sulla capacità di innovazione, ma questa capacità di innovazione è data appunto da tutte le industrie che ruotano al cosiddetto mondo dell'informazione in senso lato, diciamo così. Quindi questa è la constituency, come pure si dice, il blocco sociale di riferimento di Trump. E allora questo blocco sociale è abbastanza interpretato con le vecchie categorie politiche, è abbastanza, diciamo, contraddittorio, perché se tu stai con gli operai non puoi stare con i ricchi, anzi con gli iper ricchi. Però a parte che queste sono categorie un po' forse superate nell'epoca in cui le classi sociali insomma si sono atomizzate sostanzialmente, a parte questo fatto che le categorie sono superate, il problema è che in America questa cesura non c'è mai stata, perché c'era una sorta di patto sottinteso che è poi il cosiddetto sogno americano, come lei ha detto, cioè l'idea che in quella che era la terra delle opportunità il successo potesse dipendere quasi esclusivamente non da rendite di posizioni, ma dai propri meriti, dai propri talenti, dal saperci fare. E in questo senso anche l'idea di uno Stato che non invade la sfera privata, la sfera dell'economico, nasceva da questa idea, da questo, diciamo, collante sociale, ideologia di riferimento dell'America. E poi stranamente queste persone, come lei pure ha giustamente detto, sembrano veramente incarnare il sogno americano, perché sono persone che sono partite da zero, qualcuno è arrivato addirittura da altre parti del mondo, e intorno agli anni 70-80 hanno soprattutto dopo che internet è caduto, il comunismo era stato liberalizzato, cioè da strumento militare era diventato strumento pubblico, hanno saputo cogliere con un estremo fiuto il business e quindi anche la capacità di innovazione, eccetera, eccetera, e quindi sono diventati in quel frangente ricchi, quasi come fosse stato l'ultimo sussulto del sogno americano. Ma ecco, la cosa poi importante è che anche l'operaio medio americano, a parte che è stato un operaio sempre molto ben remunerato, che quindi in qualche modo apparteneva alla classe media, anche per l'azione di sindacati potenti, ma che non fanno politica in America. I sindacati non hanno fatto politica, hanno fatto il mestiere loro, cioè quello di contrattare condizioni migliori di lavoro per i lavoratori. Comunque, a parte che, diciamo, l'operaio americano è stato sempre in qualche modo classe media, poteva permettersi viaggi all'estero, eccetera, eccetera, ma in ogni caso c'era sempre questa idea di poter nel giro di una generazione fare un ulteriore salto. Ecco, quindi anche quindi questo meccanismo, come abbiamo visto in film come potrebbero essere Gran Torino di Clint Eastwood, o anche come abbiamo letto nel romanzo di Vance, Legge Americana, questo, diciamo, meccanismo a un certo punto si è interrotto. Oggi quegli operai si sono impoveriti e soprattutto non vedono possibilità di miglioramento per i loro figli, cioè quella che era la terra delle opportunità diventa il contrario. Quindi anche il problema dell'immigrazione va un po' visto in quest'ottica, perché l'America è una terra di immigrazioni, cioè si è formata attraverso ondate successive di immigrati, quindi può sembrare abbastanza paradossale che oggi voglia limitare l'immigrazione, ma il problema è che appunto anche chi arrivava prima in America ci arrivava proprio perché aveva questa idea che quella era la terra delle opportunità e che
poteva dimostrare a tutti il suo valore e quindi i suoi talenti, metterli in opera e quindi migliorare anche la propria situazione. Questo era in sostanza il sogno americano. L'immigrazione di oggi invece è un'immigrazione molto spesso di disperati, un'immigrazione di persone che non hanno più questa molla di miglioramento per tanti diversi motivi. E quindi questo insomma riduce un po' ad unità tutti questi fattori e fa capire appunto il successo di Trump e quello che Trump vuole fatto. Poi ovviamente si può molto discutere sul fatto se Trump li rappresenti al meglio questi mondi o se soprattutto le sue policies, le sue politiche siano adatte a realizzare gli scopi che si prefigge, per esempio quella dei dazi. Insomma, è una politica molto pericolosa per i motivi che sappiamo, perché anche se in modo diciamo banale si può pensare, dice io sto facendo a te tutto quello che hai fatto a me precedentemente, cioè hai prosperato le cose per tutta una serie di motivi dovuti alla interdipendenza, alla complessità dell'economia, sono un po' più complesse, però intanto Trump manda un messaggio ai suoi elettori e soprattutto poi compie un azzardo. L'uomo è una persona d'azzardo, perché comunque poi saranno gli elettori a dover giudicare e giudicheranno come sempre dal loro portafoglio, che poi è un altro modo di dire come posso dire, è il sogno americano monetizzato in qualche modo, il portafoglio, perché poi ovviamente è la grandezza del proprio portafoglio che misura, soprattutto nell'ideologia americana, la capacità di autorealizzazione che ognuno ha saputo realizzare. Quindi nessuna confusione, nessuna contraddizione, cioè si capisce benissimo a chi è, a chi guarda e cosa vuole restaurare Trump, e proprio perché sono bisogni, esigenze forti della società americana, Trump potrà pure sbagliare, casomai perché la politica dei dazi si rivelerà un flop e addirittura avrà conseguenze non intenzionali, eccetera, però quelle esigenze rimarranno comunque vive, inespresse, quindi e per questo io credo che per molto tempo ancora i democratici hanno poche chance di tornare al potere, perché con loro non sta la parte più profonda dell'America sostanzialmente. Volevo capire anche, dottor Ocone, che tipo di sviluppi prevede lei in quello che sta facendo Trump? Prevede un cambiamento anche generale, cioè pensa che verrà seguito anche, pensa che in qualche modo si ritornerà, potremmo ritornare alle radici, mi viene da dire, potremmo tornare a quello che eravamo, anche se sto usando espressioni un po' retoriche, comunque non è tanto tornare indietro, mi viene, perché tornare indietro è sempre sbagliato, ma superare un momento orribile come è stato quello di questi anni della woke culture. Io proprio a nessuno può importare il mio giudizio, ma ci tengo a esprimerlo. La woke culture è stato uno dei... Io ho una certa età, siamo coetanei tra l'altro, io e lei, dottor Ocone, io un periodo così triste dal punto di vista culturale non l'ho mai visto. È qualcosa di in questi ultimi 8-10 anni sono stati orribili dal punto di vista culturale. Con Trump possiamo scavalcare finalmente questo fossato di desolazione e anche stupidità, per conto mio. Cosa si aspetta lei? Prego. Anche perché voglio dire, la cultura woke americana è cosa diversa da quella italiana, è molto più profondo il suo radicamento, molto più pervasiva è stata ed è la sua azione. E io credo che comunque
da questo punto di vista con Trump le cose si siano ricominciate a riequilibrare, e mi ha fatto pure molta sorpresa la facilità con cui Zuckerberg e Bezos sono, diciamo così, con un termine che non è esatto, saltati sul carro del vincitore. In effetti, diciamo, questo endorsement un po' trampiano anche di quelli che un tempo rappresentavano l'elite tecnologica democratica era stato preparato lungamente anche negli anni precedenti, però dimostra come appunto da uomini di affari costoro seguivano i dettami della cultura woke semplicemente perché per profitto, diciamo così, ma però era qualcosa anche per loro diseconomico, perché istituire comitati etici, tutto questo, e contrastava poi con la loro idea più profonda, che è quella dell'affermazione della libertà individuale. Io questo credo che qualcosa sia cambiato, non che la battaglia sia stata vinta, ma sicuramente da oggi in poi sarà molto più difficile. Ecco, una paura concreta è che diciamo, delle politiche economiche che sortiscano effetti non attesi da Trump, possano mandare alla malora tutto, anche questo, avere un contraccolpo anche su questa che diciamo la parte buona dell'azione ecco, poi però bisogna dire un'altra cosa ancora, che forse io non direi che si può ragionare in modo astratto, insomma, partendo da una posizione liberista o non liberista, eccetera. Quello è che è sicuro che adesso Trump ha smosso le acque, ha gettato un grosso macigno nel mondo e diciamo il mondo non è più quello di prima. Quindi bisogna vedere gli effetti che questo macigno sortisce. E molto spesso la storia, insomma, non sono un hegeliano, diciamo, però non almeno nel senso banale del termine, però Hegel avrebbe detto che la storia si serve di strumenti della provvidenza, persone che in qualche modo servono per cambiare le cose. Quasi sempre come le cose che cambiano non corrisponde alle intenzioni. E sicuramente anche in questo caso ci saranno delle conseguenze non intenzionali, cioè è difficile che Trump riesca in un sistema complesso come quello del commercio mondiale che non può essere trattato insomma con semplicità, però intanto lui smuove le acque, quindi si va verso la definizione di nuovi equilibri. Cioè un mondo non può vivere nel caos, comunque si creeranno altri equilibri. Se consideriamo che quegli equilibri, anche gli equilibri internazionali rappresentati da organizzazioni come l'ONU, eccetera, quegli equilibri erano già profondamente in crisi ed erano già molto discutibili prima, insomma, si può vedere con una certa interesse l'idea che si ricreino nuovi equilibri e probabilmente, e forse anche giustamente, non sono quelli di Trump, ma che comunque non saranno più quelli di prima. Quindi un mondo in rapida trasformazione, dove è difficile, è impossibile fare previsioni, e dove secondo me bisogna un po' navigare a vista, tenendo fede e saldi quei principi che fanno parte della nostra cultura, come la libertà di espressione che la cultura woke insidiava, e altre cose del genere. Giustamente, mi ha stroncato una domanda che avevo in canna, perché volevo chiederle, visto che abitualmente, solitamente succede di vedere che quello che accade in America poi si realizza anche in Europa, in primis in Italia, così in maniera un po', diciamo, abbastanza, per carità, approssimativa, mi sento di dire che in Italia l'Italia riceve dall'America prima degli altri paesi europei. E appunto volevo chiederle se possiamo aspettarci un trumpismo che già c'è, no? Sabato abbiamo visto Musk in collegamento
con il congresso della Lega, quindi un ponte reale, significativo anche secondo me, ma a livello proprio di un contesto complessivo, perché il trumpismo si sta comunque affermando, poi ci saranno stop and go, tutto quanto, mentre il trumpismo come lo intendiamo nell'accezione più positiva in Europa ancora, anzi Sì. ha degli avversari. Cosa No, possiamo direi che aspettarci per l'Europa? Prego. in Europa, diciamo, la guerra culturale, la lotta fra due concezioni, direi proprio della politica opposte, è ancora in pieno vigore. E sicuramente quello che lei chiama trumpismo, ma che possiamo definire forse anche semplicemente i partiti del buonsenso, crescono sempre di più, però non hanno ancora la maggioranza. E in più, diciamo, le forze delle elite europee, seppur molto ammaccate, hanno un atteggiamento di reazione aggressivo non da poco. Vediamo per esempio le cose che dice e fa Macron. Quindi la battaglia è in corso, è difficile dire come evolverà in Europa. L'Italia in questo forse è un discorso ancora diverso, perché l'Italia, tutto sommato, la cultura woke non ha mai attecchito come altrove, e nello stesso tempo l'Italia oggi ha un governo che ovviamente non può sconfessare il suo passato, e quindi diventare, insomma, aderire pedissequamente all'elite europea. Però ecco, è pure vero che insomma è una situazione in movimento anche in Italia, insomma è tutto molto. Però quale sia il sentimento profondo delle persone credo che sia ormai ben chiaro in Italia e in parte in Europa, dove sicuramente questo sentimento anti-elite è in crescita, ma ancora non solo non ha ancora vinto la battaglia, anzi in qualche modo deve spesso subire la controffensiva delle vecchie forze che restano al potere. Quello che non ci si può augurare è che l'Europa si ponga come un'antitesi all'America, perché questo sarebbe per noi, oltre che velleitario e demagogico, anche un modo per aderire a modelli sociali e politici che non condividiamo sostanzialmente. Sì, io sono rimasto, faccio una notazione, mi permetto una notazione personale, è successo qualcosa di radicale nella politica europea, perché magari momenti di distanza li abbiamo visti anche in passato, ma nei confronti di Trump abbiamo visto l'élite a partire da Macron, ma anche da Ursula von der Leyen, che dovrebbe essere più moderata, un linguaggio quasi bellicistico, no? Molto aggressivo, che non appartiene a quello che è sempre stato nella politica. Anche nei momenti più aggressivi, certi linguaggi, certe definizioni venivano comunque Ma un po' questo apportati. linguaggio da parte dell'Europa serve a mascherare l'impotenza di fondo, a mio modo di vedere, e dall'altra risponde spesso a interessi molto concreti, perché pure il cosiddetto riarmo europeo, che è qualcosa di molto vago per come è stato concepito, e alla fine sembra un modo per riconvertire l'industria tedesca. Quindi questo sia il fine. L'Europa vive sempre questa sua realtà irrisolta. È un qualcosa che esiste e non esiste. Esiste come una macchina che purtroppo fa danni, non esiste come quella macchina di coesione sui valori fondanti che dovrebbe essere da un punto di vista ideale. Allora, siamo arrivati al termine. Io ringrazio ancora il dottor Occone, lo leggiamo sempre anche oggi su Libero. Grazie ancora, a risentirci presto. Grazie a voi, grazie, buongiorno. Siamo 13:58. Allora,
Buongiorno, è vero, con la Lega mi sono sempre sentita in famiglia, grazie anche alla nostra radio. Mary, che è sempre molto... Grazie a voi. Eh, Forza Italia 11%, Lega 8,3%. È perplesso Maurizio, siamo in cattive mani e la Bonino preferenza personale del 20%. Amen. Sono indicativi, Maurizio. Sai che io li leggo tutti, non sono le tavole della legge, li leggo tutti perché i sondaggi, tutti quelli che trovo, che chiaramente le fonti sono serie, proprio per avere un indirizzo. Sarebbe interessante come anni fa chi interviene rispondesse anche agli interventi politici di altri invece di parlare per se stessi. Così faremo un piccolo dibattito con interventi più utili. È una proposta di Maurizio. Mm, mm. Non è una proposta da ignorare. E poi io di solito diciamo che Maurizio, cerco di intervistare, ho capito dove vuoi arrivare, penso di aver capito. Io intervisto quelli che chiamo addetti ai lavori per esporre un punto di vista, lo spazio, il tempo, il format per il dibattito, come dici tu, che non è male, è anzi interessante. Francamente non sono in grado, ecco. Però quello che dici va tenuto conto di quello che dici assolutamente, il dibattito darebbe sale. Io ho fatto questa scelta editoriale fin dall'inizio, è inutile, anche perché il dibattito che vediamo in televisione è degradato, quello su Rete 4, sulla 7 fanno veramente cagare, lasciami il termine, no? Aizzano lo scontro, tolgono la parola dopo pochi secondi, soprattutto se poi uno dice delle cose intelligenti, gliela tolgono ancora prima, quindi il proscenio del dibattito che offre lo spettacolo televisivo da Rete 4 alla 7 fa veramente cagare, quindi io non sono molto attratto. Quello che dici tu invece è un'altra cosa, evidentemente, si capisce, ma non ho personalmente gli strumenti, però mi è messo una pulce nell'orecchio, perché questo lo ammetto. Io personalmente ho fatto questa scelta, individuare degli addetti ai lavori che espongano, che sviscerino, che non è neanche un punto di vista, ma sono argomenti dei quali loro hanno trattato, che loro conoscono per averli studiati, e quindi un'opportunità di avere una prospettiva, di sentire un punto di vista da una prospettiva che ha avuto modo di studiare e approfondire il dibattito. Maurizio, non sta esagerando, mi fate i complimenti, non sta esagerando, che dopo mi monto la testa. Grazie Maurizio di cuore. 14:01, pausa. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. È un comune operaio di un cantiere edile, ma quando la figlia del suo capo viene rapita, dovrà utilizzare tutte le sue abilità da ex marine. Jason Statham torna al cinema il 10 aprile per sconfiggere una pericolosa organizzazione criminale. Dal regista di Suicide Squad e The Beekeeper è Working Man, dal 10 aprile al cinema. Quando ero bambina, mia madre mi ha insegnato a fischiare. Perché quando fischi è il cuore che canta. Provate a fischiettare. Cantate un po' di più. Specchio servo delle mie brame. Chi è la più bella del rame? Biancaneve. Disney presenta. Trovate Biancaneve. Ci divertiremo tanto. Ho avuto lo stesso pensiero. Qualunque sia A marzo. la scelta in mano mia e quella poi La fiaba si rivela. più amata di sempre sta arrivando. Da che parte devo andare? Disney Biancaneve. Dal 20 marzo solo al cinema. Arriva al cinema il nuovo documentario su Pino Daniele, uno dei più amati maestri della musica italiana. La vittoria di un popolo e di un sud che si fa valere. Con 31 canzoni originali e un inedito. Pino, diretto da Francesco Lettieri. Evento speciale al cinema 31 marzo, 1 e 2 aprile.
Il premio Oscar Robert De Niro Hai preso una strada molto pericolosa. interpreta il duplice ruolo di Frank Costello e Vito Genovese. Ma perché non abbiamo mai prese prima? Diretto da Barry Levinson. Che è successo? Dai creatori di Quei bravi ragazzi, Bugsy e The Irishman. Ho chiuso. Di Alton Heights, I due volti del crimine. Dal 20 marzo al cinema. Allora, sempre con Radio Libertà, sempre con siamo oltre la pagina, siamo dentro oltre la pagina. Vi ricordo che poi dopo le 14:35 avremo Francesca Musacchio per parlare degli attentati che negli ultimi anni sono stati compiuti a partire
dal Nord Stream, no? Il gasdotto 1 e 2, sono stati portati a strutture, a infrastrutture europee. E allora parleremo, capiremo con lei, cercheremo di capire con lei cosa significhi tutto ciò. Ma prima c'è qui Parlamento, la rubrica fissa, naturalmente, l'appuntamento fisso. Sveva ha preparato, ha messo da parte un question time, quindi vi faremo sentire Manfredi Potenti e il ministro segretario neoconfermato fino al 2029, Matteo Salvini. Quindi grazie a Sveva e ascoltiamo insieme questo documento, chiamiamolo così, tratto direttamente da Montecitorio. Qui Parlamento.
pragmatico. Qui Parlamento. Allora, avete sentito questo question time? Facciamo una panoramica sulle ultime notizie. In fumo 890 miliardi in 3 ore in Europa, Trump, prezzi e tasse in calo, in USA non c'è inflazione. Tajani, primi dazi UE dal 15 aprile, lista in lavorazione. Omicidio-suicidio nel napoletano, un uomo ha ucciso il nuovo compagno della ex. Mattarella, il diritto alla salute è una conquista della nostra civiltà. E poi ogni 2 minuti un donno muore per parto o gravidanza. Giornata mondiale della salute. Notizie terribili. Re Carlo atteso in Italia, pronto a partire, non vede l'ora. A proposito, Steva, cosa faccio? Lo dico io o aspetto che lo dica domani Federico? Che abbiamo lo dico? Ma lo dico? Signori, è arrivata Giorgia ieri, è bellissima, è una meraviglia, è fantastica. La Giorgia è la primogenita di Federico Carbonara e di Rosanna, fantastici, una coppia meravigliosa, fantastica che ha portato su questo pianeta una creatura fantastica e meravigliosa. Pensate che io non amo i bambini, pensate come parlerei se li amassi. È veramente solo che te ne voglia di mangiarla, si direbbero in dialetto, perché è fantastica. E quindi oggi io non ho pensato il fiocco rosa, ma è come se virtualmente c'è un gigantesco, invece di Cice Barbù, che vi sta parlando in questo momento col mio avatar, c'è un gigantesco fiocco rosa. Cioè, Giorgia, è bellissima, è fantastica, è meravigliosa e ha 2 genitori fantastici, quindi è nata con il sorriso, con il sole in faccia, e quindi sarà il mondo è quello che è. Il mondo è quello che è, ma poi il mondo è anche quello quello che ce lo facciamo noi, anche se è un pessimo italiano questo. E lei parte sicuramente con le marce giuste, e quindi benvenuta davvero, anche perché il mondo è quello che è, ma con Giorgia è un po' meglio, è un po' meglio. Forse non solo un po'. So che poi non so, anche la mia compagna, cioè Sveva, cioè ha portato gioia e allegria solo sapere che è nata, e quindi vuol dire che è che qualcosa, che quella bambina lì, ha con sé già la magia, e il tocco, e quindi grande Giorgia. Allora, io non so se ho fatto bene o se ho fatto male, perché magari era Federico, aspettava Federico dirvelo, eccetera. Ho chiesto consiglio a Sveva, che anche se che potrebbe essere mia nipote, come no, io potrei essere il nonno, lei è la nipotina, però è più saggia di me, e quindi mi ha detto no, dillo, insomma, mi ha dato il via libera, perché comunque poi non è che Federico deve stare zitto, ammesso che poi adesso con la bambina magari, insomma, non so se domani ci sarà o cosa, però ci penserà Mimmo a dirvelo, però se ve lo diciamo più volte non è male, no? Allora,
Dago Report, Allegria riciccia l'alleanza giallo-verde degli opposti populismi, Salvini e Conte. Sabato scorso i gemelli diversi si sono ritrovati in piazza a sbandierare le comuni opposizioni trump-putiniane che destabilizzano sia la maggioranza di governo che l'opposizione. Il ruolo di guastatori nei rispettivi schieramenti fa godere Trump, che ha preso due piccioni con la sua fava, condiziona il governo Meloni e spacca il PD di Ghislaine. Sfanculato Beppe Grillo, annientato lo zoccolo duro pentastellato al posto dell'elevato come ideologo Conte a Marco Travaglio. Il ruolo di Rocco Casalino nel successo della manifestazione anti-Riarmo di sabato. Allora, io direi che è il momento di un'altra proposta musicale e poi ritorniamo per chiudere con Segui la Lega. Eccoci.
in diretta simultanea con voi che siete all'ascolto di Radio Libertà, oltre la pagina. Vi ricordo che tra meno di 10 minuti avremo Francesca Musacchio di FCS.report per parlare degli attentati che in Europa hanno visto colpite molte infrastrutture anche importanti, a partire dal gasdotto Nord Stream 1 e 2, ma adesso andiamo con Segui la Lega, quindi facciamo partire la sigla e poi seguiamola insieme questa Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sai che è molto indovinata sta musichetta qua? Sono tanti anni e non mi ha ancora stufato. Complimenti a chi l'ha scelta, credo Vincent. Allora, segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Quante cose potete fare da e su questo sito. Iscrivervi alla Lega, tanto per cominciare. È molto facile, è molto semplice. Si versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite PayPal, PayPal, senza che vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi codice fiscale, gli altri dati richiesti, infine vi verrà recapitata alla Magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Io raccomando sempre, nel caso ci siano di mezzo le poste italiane, per esperienza personale, raccomando sempre ampi, profondi, sentiti e calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti, ma anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. Non è detto che abbia ragione a esserlo, ma sono fatto così. È inutile cercare di essere qualcosa di diverso da ciò che si è. Poi andiamo avanti, le firme, questo è un modo per farsi sentire, per dare peso, per fare, così come diceva quello, proletari di tutto il mondo unitevi, ecco, cittadini onesti di tutto il mondo, di tutta Italia in questo caso, unitevi e mettete la firma sul sito della Lega a sostegno delle forze dell'ordine e delle misure contenute nel DDL sicurezza. Venerdì sono state approvate, sono state approvate alcune misure, alcune non solo vanno a tutela del tutore dell'ordine, ma ci sono proprio, so che la Lega in questo ci ha tenuto molto, quella di colpire chi occupa le case. È altro che, ve lo ricordate qui, la giunta Milane, un reato particolarmente odioso, perché Dolce & Gabbana risultava non avessero completamente pagato delle tasse, poi invece c'erano stati disguidi, si sono messi in regola, loro cosa hanno fatto? Sono andati via da Milano però, perché trattati come pezzi da piede dopo. C'è Dolce & Gabbana, non so se mi spiego. Io sono un adoratore di Dio Giorgio Armani e magari non vorrei che suonasse come una bestemmia. Giorgio Armani per me, mamma mia, però Dolce & Gabbana. La giunta milanese ha tratti a pesci in faccia e sono andati via. Ecco, per me il reato particolarmente odioso è quello che invece qui a Milano, come in altre città, non viene perseguito come si deve, cioè occupare le case. Un pensionato che magari sta via qualche giorno perché deve curarsi o sta via una mezza giornata, torna a casa e trova la casa occupata, io ve lo assicuro che gli articoli 52, se andassero a prendere queste persone per il cadoppino, come si dice, e le accompagnassero senza violenza, per carità, che dopo si può essere frente, senza nessuna violenza, solo con un sano convincimento, con un sano atteggiamento volitivo, si prendono queste persone e si accompagnano. Vai fuori dai coglioni, perché stai occupando la casa di un pensionato che muore di fame altrimenti, se non ha la casa. Hai capito? Ecco, la legge permetterà di farlo, perché è scandaloso, tra l'altro, devo dirlo, ho appena detto firmate per sostenere le forze dell'ordine, ma è scandaloso che questi occupanti, se vedono una troupe televisiva, chiamano carabinieri e poliziotti arrivino dopo 5 minuti, mentre se qualcuno viene a occuparmi la casa o viene a derubarmi, io chiamo la polizia e mi dice aspetti, guardi, in questo momento non siamo disponibili. Questa è una cosa che mi fa veramente fastidio. Allora,
Poi c'è il calendario delle feste della Lega, ovviamente. Il redazionale per il 2 per 1000, quindi un redazionale per la Lega, quindi il D43. In questo modo indicate allo Stato come spendere determinati soldi, altrimenti lo Stato ce li ha già, se li tiene e ne dispone come vuole lui. Noi scriviamo nel 2 per 1000 nella dichiarazione dei redditi D43 e diamo indicazione allo Stato di come spendere. D43, D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. Le apparizioni radio-televisive di loro, gli eroi della Lega, i suoi politici. Abbiamo Marco Dreosto, il senatore Dreosto, oggi pomeriggio a Rai Radio 1 alle 16:40. Simonetta Matone questa sera alle 23 a Quarta Repubblica con Nicola Porro, Rete 4, il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. Domani alle 9:30 start, rubrica di Sky TG24, e sempre domani, ma domani sera alle 20:30 con Paolino Del Debbio, 4 di sera, Rete 4, il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, Riccardo Molinari. E direi che per il momento persegui la Lega sa suffì. Pausa.
lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno Semi, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico. Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Bronco Free è la soluzione ai vostri problemi. Oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Bronco Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie. Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Eccoci di nuovo in diretta con Radio Libertà, oltre la pagina, e con la nostra nuova ospite che è Francesca Musacchio, direttore di FCS.report, la leggiamo anche sul Tempo. Bentornata ai nostri microfoni Francesca, grazie per essere qui. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, in una ricostruzione che potete leggere su FCS.report, la redazione appunto di questa testata online ha riepilogato quello che è accaduto, tutto sommato un po' quasi, voglio dire, non dico nella trascuratezza, però non sono stati collegati i puntini dal 22 a oggi a infrastrutture importanti, infrastrutture europee, a partire dal gasdotto Nord Stream 1 e Nord Stream 2. E questo può avere dei significati. Allora, a te la parola Francesca per spiegarci quello che è accaduto e cosa significa. Ma guarda, allora, noi abbiamo provato a fare un po' un elenco dei sabotaggi, quelli insomma più importanti, e siamo partiti da settembre 22, quando c'è stato il famoso sabotaggio dei gasdotti Nord Stream, in un modo Nord Stream 1 e 2, che si trovano, per chi non lo sapesse, nel Mar Baltico. E questi sabotaggi sono state delle esplosioni sottomarine, subacquee tra l'altro, che hanno danneggiato una delle principali vie di approvvigionamento energetico tra Russia ed Europa. Ora, diciamo che l'evento è stato molto importante perché addirittura è stato registrato dai sismologi come registrano le onde d'urto simili ai terremoti. Adesso negli ultimi tempi sono emerse delle indiscrezioni secondo le quali sarebbero state fatte dagli ucraini, o forse no, o forse qualche agente, qualche stato ostile ha provato a creare ulteriore caos nel caos già presente. Però poi andando avanti, ad agosto del 23 abbiamo ad esempio il sabotaggio delle ferrovie polacche, andando ancora avanti
abbiamo l'incendio al negozio di Ikea di Vilnius, che è avvenuto nel maggio del 24, e poi arriviamo ai giorni nostri, che è un fatto abbastanza inquietante. In Italia, sul Lago Maggiore, c'è stato un sorvolo, diciamo anomalo, di un drone sospetto, e quindi la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per spionaggio politico o militare con l'aggravante della finalità terroristica. Però diciamo che questo che è successo sul Lago Maggiore si inquadra in qualcosa che, questo non è un vero e proprio sabotaggio, perché il sorvolo di un drone non è un vero e proprio sabotaggio tecnicamente parlando, come un incendio oppure le esplosioni dei gasdotti, eccetera. Però sicuramente ci dice che ci sono delle entità di cui evidentemente gli organi preposti indagheranno ci sono delle entità che fanno queste cose, quindi in che contesto si inquadrano? Si potrebbero inquadrare ad esempio nel conflitto fra Russia e Ucraina, con azioni di sabotaggio messe in campo dall'Ucraina, dalla Russia, da qualche altro paese ostile, e queste azioni di spionaggio col drone sul Lago Maggiore dove si inquadrano? Si inquadrano in una, come dire, attività ostile da parte di quale paese? Della Russia, della Cina, di qualcun altro, di organizzazioni terroristiche? Sono tutte domande aperte, ok? Tutte domande aperte che noi ovviamente, per le quali noi non possiamo rispondere, e ovviamente abbiamo fatto un resoconto, però sono dei fatti, sono successi, sui quali poi ci sono state varie spiegazioni, ma in realtà una vera e propria spiegazione su tutto, indiscrezioni tante, spiegazioni poche. Ecco, Pensavo, no, riprendo proprio quello che è scritto nel tuo giornale, no? In OCS. Un obiettivo chiaro, centrato, evidente, è la destabilizzazione, perché sono situazioni che creano nel comune cittadino, come sono io, come siamo tutti noi, una certa insicurezza, una certa sensazione di essere indifesi, se non sbaglio. E quello è il grande problema, perché poi in realtà la destabilizzazione è uno degli obiettivi comuni alla Russia, ma anche ad altri paesi. L'Iran, la Cina, hanno, come dire, come obiettivo la destabilizzazione, ognuno per i suoi interessi ovviamente, la destabilizzazione del continente europeo e dell'Occidente in genere. Quindi gli atti di sabotaggio barra destabilizzazione possono arrivare da più parti, ok? È chiaro che il Nord Stream, il gasdotto Nord Stream è molto più di altre cose legato, anche il sabotaggio delle ferrovie barocche, ma il gasdotto Nord Stream è quello più legato al conflitto russo-ucraino, no? È chiaramente quello che all'inizio fu detto che poteva essere addirittura opera dei russi, poi degli ucraini, ma perché no anche i cinesi? Capisci? C'è un contesto geopolitico così caotico in questo momento, frammentario, perché e quindi questa roba può arrivare un po' da tutte le parti. Probabilmente i servizi di sicurezza e gli organi preposti sanno meglio di noi, anzi non forse, sicuramente sanno meglio di noi, e loro devono saperlo, e noi forse un po' meno, da chi arriva. Però la destabilizzazione, come dicevo, è un elemento comune a più realtà, a più organizzazioni. Sistematicamente la Russia, anche la Cina lo fanno. In che modo? Ad esempio dalla Russia arriva da anni una propaganda incredibile contro l'Ucraina, una propaganda che racconta la guerra a modo suo, con dei sistemi di propaganda costruiti ad hoc che riescono a sviare gli utenti anche più accorti. A volte non è necessario essere sprovveduti, anche gli utenti più accorti
contenuti, e ci sono delle emittenti come Russia TV che fu creata proprio per fare propaganda proponendo dei prodotti editoriali verosimili, molto verosimili, in modo tale da sviare l'opinione pubblica mondiale su determinati contenuti, e questa non è una cosa diciamo nascosta. Quindi, come vedi, la destabilizzazione in quanto tale è un concetto che appartiene a parecchie realtà. Sai perché è un pensiero terra a terra, no? Perdonami, ma non è un pensiero comunque che considero sciocco. Ho pensato, no? Quando ho letto questo articolo, la destabilizzazione, mi sono sorpreso a pensare, pur lavorando in una radio che fin da, insomma, Radio Padania, ma anche poi Radio Libertà, è sempre stata la radio lamentela, radio denuncia anche, no? Quello che non va. E poi, come insegnava Eugenio Scalfari, sono le cose negative che fanno notizia, non quelle positive. Ma stavo pensando, riflettendo, che tutto sommato non è che si viva male in Italia e in Europa in termini di libertà. È vero, per carità, c'è la povertà sempre più diffusa, le ingiustizie. Abbiamo in Maranza, ne abbiamo parlato con te la settimana scorsa, cioè abbiamo tante situazioni, però onestamente ho l'impressione, ho paura che l'Italia e l'Europa siano forse tra i luoghi migliori dove vivere sul pianeta Terra. Non vorrei vivere in Cina, non vorrei vivere che sono terre meravigliose, ma ho l'impressione che dal punto di vista politico, sociale, siano territori peggiori, in Africa siano peggio dell'Italia e peggio dell'Europa, e questa destabilizzazione ci fa forse perdere di vista quello che abbiamo, ma soprattutto ci fa perdere di vista l'idea di proteggerlo, perché certe volte, io parlo anche per me, certe volte con la furia anche di criticare quello, io mi sono abbandonato anche forse all'eccesso, sai il documentario, quel filmato della commissaria europea il kit per la sicurezza, e ti fa perdere di vista però quello che hai, e forse nel momento in cui lo perdi di vista perdi l'idea di proteggerlo, quando invece andrebbe protetto, perché è vero che abbiamo attraversato momenti molto più elevati, migliori di quelli di adesso, ma ho l'impressione che tutto sommato non ci sia da lamentarsi, e destabilizzare potrebbe farci perdere di vista l'idea di proteggere quello che abbiamo. È un pensiero terra a terra, ma mi sono permesso di esportelo perché non lo considero poi così sciocco o Ma è superficiale. assolutamente realistico, perché l'Europa e l'Occidente in generale hanno un complesso di norme, di regole, e per quanto perfettibili, perché poi tutto è perfettibile, chiaramente è un complesso di norme e di regole che comunque tende alla tutela delle libertà in tutte le sue espressioni. Il problema è che questo sistema da anni viene minato da altrettante entità che invece questo tipo di sistema non lo riconoscono, lo rifiutano, pur essendone attratti, perché ovviamente le ondate migratorie che stiamo subendo da anni non sono altro che questo, perché l'Europa e l'Occidente in genere sono visti come un luogo di benessere economico e sociale, al quale tendere, dove andare a vivere, ok? Nell'incapacità o nell'impossibilità di ricreare quel sistema all'interno del proprio paese, si va a cercarlo altrove, e quindi si arriva in Europa o negli Stati Uniti, nell'Occidente in senso lato. Quindi è vero che c'è questa percezione che è più di una percezione. Il problema è che noi non sappiamo difenderlo, perché siamo vittime delle nostre stesse libertà, nel senso che per restare insomma nel tema dell'immigrazione, noi accogliamo indiscriminatamente una serie di persone che però man mano cambiano il tessuto sociale. La grande domanda è: riusciremo noi con i nostri valori, le nostre leggi, le nostre libertà, eccetera eccetera, a fare in modo che queste cose persistano anche ai tentativi di modifica del tessuto sociale? Non lo so, io me lo auguro, però se
come dire, Francia, Germania, Belgio ancora resistono, anche se hanno una storia di migrazione molto più antica della nostra, provano a resistere, ma fino a un certo punto, perché in Francia, perché in Svezia, perché in Belgio ci sono, come abbiamo detto 1000 volte, ci sono quartieri off limits o quasi per le forze dell'ordine, e qualcosa forse anche qui in Italia sta cominciando a diventare così, perché lì vigono altre regole, le regole diciamo che queste persone hanno portato dal loro paese e le applicano anche qui, ben sapendo che non sono le regole dello Stato che ti ospita, non sono le regole, le norme, le regole della convivenza così come la intendiamo noi. Quindi il problema è sostanzialmente questo, capire se la nostra democrazia in senso lato riuscirà a sopportare queste onde d'urto così pesanti, o se andando avanti con una prospettiva di decenni chiaramente il tessuto sociale sarà a tal punto mutato da riuscire a mutare anche le regole democratiche dell'Europa in generale. Tu mi dirai, vabbè, ma negli Stati Uniti questo non è accaduto. Sì, non è accaduto, mi auguro che anche da noi non accada, mi auguro che rimangano sempre delle zone ristrette di questo fenomeno. Però non so, insomma, sospendo il giudizio rispetto a questo, mi limito ad analizzare il fenomeno per quella che è, diciamo, la cronaca, e oggi la cronaca ci racconta delle balie a Parigi, di Molenbeek, eccetera, eccetera, di posti dove si vive in base ad altre regole. Che poi in linea generale si provi a rispettare le regole dello Stato che ti ospita, però nella modificazione del tessuto sociale probabilmente prima o poi, se i numeri aumentano e se diciamo le seconde, terze, quarte, quinte generazioni fanno fatica ad integrarsi nei contesti dei paesi, nei contesti sociali dei paesi in cui qui vivono, alla lunga forse questo mutamento potrà avere degli effetti, no? No, stavo pensando, oggi è lunedì per me, quindi sono particolarmente terra a terra. Una frase che un immigrato detesta sentirsi dire è che chi, diciamo, vuole accusarti di razzismo o ti contesta è: guarda, se non ti trovi bene, torna da dove sei venuto. Quando dici, ci sono questi maranza anche di cui parliamo, eccetera, quando qualcuno prova a dirgli una frase del genere si scatena, vedi che non c'è risposta, non c'è risposta, c'è insulto, c'è rissa, e mi sa che questa frase, che è anche brutta e cruda per certi aspetti, però va a toccare un nervo scoperto. Tu vuoi cambiare una società venendo da una società che non ti andava bene, altrimenti non saresti venuto qui, e vuoi cambiare la società che ti ha accolto e che, accogliendoti, ha dimostrato in sé di essere comunque migliore rispetto a quella dalla quale provieni. Cosa dici? Sì, no, infatti questo è il controsenso, però come dire, questo è proprio il paradigma di tutto quello che ci stavamo dicendo, perché in realtà perché queste persone reagiscono così? Perché parallelamente a, diciamo, l'arrivo di immigrati e a una scarsissima integrazione, c'è una parte della società italiana, occidentale, europea, che continua a ripetere che non bisogna snaturare i valori delle persone che arrivano perché hanno diritto. Allora, nessuno ha mai detto che chi arriva in Italia, in Europa, eccetera, eccetera, deve rinnegare il posto da cui arriva, ok? Nessuno l'ha mai detto e nessuno lo dirà mai. Guarda l'esperienza degli italiani negli Stati Uniti, ad esempio. Nessuno ha rinnegato quello che era, ma si sono integrati in qualche modo anche bene, perché molti italiani a distanza di decenni ricoprono anche ruoli importanti all'interno diciamo degli Stati Uniti nel loro complesso.
ma si sono adeguati, ma non hanno mai rinnegato il fatto di essere italiani, ok? E nessuno chiede a nessuno di rinnegare la propria provenienza. Stiamo chiedendo di rispettare le regole della convivenza civile, che mi sembra un fatto tanto banale quanto invece quanto importante. Se tu ti rifiuti di rispettare, faccio un esempio, in Francia è successo che hanno anche ucciso un professore perché a scuola esprimeva concetti di libertà, di democrazia, eccetera, eccetera. Perché lì c'erano gli studenti musulmani, ai genitori, qualche genitore di questi studenti non è andato giù questo insegnamento. Allora, il problema è proprio questo. Se tu vieni qui, devi sapere che qui ci sono queste regole, che a scuola si insegnano queste cose, e via dicendo. Se tu non vuoi che tuo figlio acceda a questo tipo di contenuti, e allora forse hai sbagliato paese, ok? Ma nello stesso tempo noi non ti chiediamo di rinnegare la tua cultura, ti stiamo soltanto dicendo che qui i professori non si uccidono perché stanno insegnando i valori della libertà e della democrazia, parlano di questi concetti a scuola, ok? Non si uccidono i professori e neanche li puoi, come dire, chiedere che non ci sia questo insegnamento, perché questi insegnamenti fanno parte della nostra scuola, della nostra cultura, della nostra vita sociale e quotidiana. Quindi forse hai sbagliato tu, hai scelto un paese che non corrisponde alle tue aspettative, ok? Perché se tu vuoi vivere qui, queste sono le condizioni e nessuno ti chiede di rinnegare e dire no, io non vengo dal mio paese, il mio paese mi fa schifo, ma per carità di Dio, nessuno te lo chiede, ma se stai qui ci sono delle regole da rispettare e questo è il concetto. Se poi parte, diciamo, della società italiana, occidentale, europea, travisa tutto questo a suo uso e consumo, spesso e anzi quasi esclusivamente per motivazioni legate alla propaganda politica, se lo travisa, lo vuole travisare parlando di razzismo, allora quello non è più corretto, perché tu stai appunto facendo della propaganda per avere tu un tornaconto personale, politico, diciamo, di questo genere, e vai però a manipolare una realtà che è diversa. Ecco, questa è la manipolazione della realtà che determinati contesti politici e sociali fanno, ma lo fanno per un loro tornaconto. E quindi poi è facile parlare di razzismo, è facile di parlare di tante cose perché non credo che l'Italia sia un paese razzista, ecco, non credo. Ci sono delle forme anche violente di intolleranza, ma lì siamo nel campo del terrorismo politico, che è diverso, dell'eversione, che è diverso, ok? Stiamo parlando di altro. Perché chi, diciamo, usa la politica, o meglio usa strumenti di violenza particolare per, diciamo, fini che hanno, quello è terrorismo politico, ok? Che ne so, i sabotaggi che fanno gli anarchici, quello è terrorismo politico, ok? Perché vogliono spingere un paese verso l'anarchia, questa roba, ok? Però tutti gli altri manipolano e si parla allora di razzismo. Ti posso assicurare che secondo me l'Italia non è un paese razzista, ecco. E con questo abbiamo anche esaurito lo spazio a nostra disposizione. Ringrazio Francesca Musacchio, vi ricordo è online ofcs.report e poi anche sul Tempo. Francesca, direttore, grazie davvero, grazie e a risentirci presto. Grazie a voi, a presto. Siamo alla conclusione, 14:58. Allora, diamo gli ultimi aggiornamenti. Siamo fermi in fumo 890 miliardi, quindi i disastri di Trump. Vabbè, ormai abbiamo capito per chi suona la campana. Trump ha dichiarato la guerra economica mondiale, la sta già perdendo, ma l'Europa che fa? Questo è il Corriere. E poi Repubblica, idem, Trump, gli USA stanno guadagnando miliardi, italiani, i primi dazi UE il 15 aprile sull'lista dei prodotti americani.
Va bene, allora io chiudo. Ringrazio Sveva magnificamente sull'autore che è stato il bastone della mia vecchiaia oggi, perché oggi era proprio un lunedì pieno. Grazie Sveva e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. State lì, gracias. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina.